Nuovo blitz del collettivo ZTL. Dopo l'ex Telecom e l'ex Camuzzi è scattata l'operazione per sottolineare il degrado in cui versa l'ex Cinema Edison. Una decina d'attivisti ha aperto le porte della struttura di Vicolo 20 settembre, lasciata all'incuria da diversi anni dopo la chiusura della sala bingo che aveva preso il posto dello storico cinema. I ragazzi del collettivo ZTL hanno anche sottolineato come all'interno, oltre alla sporcizia dovuta alla presenza di piccioni e a rifiuti abbandonati, sia tangibile il pericolo di crollo per la fatiscenza dello stabile. Abbiamo deciso di aprire l'ex Cinema Teatro Edison per denunciare lo stato di abbandono di uno spazio in piano centro a Treviso, lasciato completamente al degrado, in pericolo di crollo, dentro c'è un cimitero di piccioni, una cosa davvero incredibile e fa sorridere che appunto si discuta del PAT, si discutono di grandi piani assetto territoriale, di colate di cemento e poi ci si dimentica che nel cuore della città ci sono posti lasciati completamente all'abbandono e al degrado e così insomma, quindi ancora una volta noi siamo qui per denunciare il fatto che la città davvero culturalmente sta morendo, che uno spazio come questo che era un cinema, che era un teatro, è diventato quello che è proprio perché c'è la volontà comunque di non dar spazio minimo a qualsiasi opportunità o possibilità di costruire cultura e costruire socialità in questa città. Si è trattato di un'azione dimostrativa che si è svolta sotto la sorveglianza degli agenti della Digos. Da anni l'ex Cinema Edison sarebbe al centro di un progetto di riqualificazione che dovrebbe trasformarlo in una struttura destinata a fini commerciali e residenziali.